generali sono assolutamente necessari per impattare l'opinione pubblica nazionale, la quale è disinteressata e non a conoscenza di quello che succede per quanto riguarda lingua e promozione della cultura italiana. Io mi sono trovato, cominciamo dall'inizio, abbiamo qui l'onorevole Garavini, è testimone che quest'anno, l'anno scorso, per la prima volta in questa legislatura non si riuscivano a trovare abbastanza deputati e senatori per iscriversi alle commissioni affari esteri. Per la prima volta nella storia della Repubblica. Che significa questo? Significa che c'è un effetto negativo del ripiegamento su se stesso del paese in questi ultimi 20 anni. Non voglio dare la colpa a nessuno, è una cosa generale. È una constatazione che è un ostacolo enorme che noi dobbiamo sormontare. Se noi vogliamo arrivare a quello che lei diceva, sull'esperienza, caro Giovanni, sull'esperienza fatta in questi decenni, dobbiamo avere il paese con noi. Per avere il paese con noi dobbiamo impattarlo. Io cosa farò agli Stati Generali? Voglio utilizzare tutti i volti noti italiani, attori e gente dello spettacolo, perché parlino al paese come hanno fatto in questa sala quando ho lanciato l'iniziativa, con una prima piccola iniziativa c'era la cantante Tosca, c'era Tascia Maraini, c'era la Serena Dandini, eccetera. Che cosa vuol dire andare a insegnare a parlare l'italiano, pubblicare in italiano le nostre cose all'estero? Perché noi abbiamo bisogno di sostegno. Guardate, è lo stesso discorso della cooperazione allo sviluppo. Perché la cooperazione allo sviluppo fino al 2011 è andata calando? Perché si è detto troppo agli italiani che non sapeva dire, era un lusso, un di più. Così si dice agli italiani da troppo tempo che la cultura è un lusso, a parte che qualcuno diceva, anche molto più autorevole di me, all'epoca che di cultura non si mangia, ma che la cultura è un lusso, che gli istituti italiani di cultura sono un lusso, siccome lo troviamo in casa lasciate perdere. No! Ma voi lo sapete, ma la maggioranza dell'opinione pubblica non lo sa, o quantomeno non se ne rende conto. Questo è l'obiettivo degli Stati Generali, rimettere a tema il discorso del Paese. Allora potremo dopo fare quella riforma che ci serve e difendere quello che dobbiamo difendere, mantenere il sistema, perché avremo creato una Costituency. Ci manca la Costituency, cari amici. Questa è la cruda verità. Al Consiglio di Presidenza della Dante Alighieri l'altro giorno ho fatto lo stesso discorso e mi hanno dato ragione. Perché manca. Come fai, se tu non hai Costituency, come fai a spiegare agli italiani che una venerabile istituzione come la Dante Alighieri non deve morire? Ma qual è il paradosso? Che le Dante Alighieri in giro per il mondo, faccio solo questo esempio, fatturano circa 20 milioni tra corsi eccetera, ma sono autonome. La destra che sta a Roma non interessa nessuno. Ha perso appeal, ma non è colpa nostra, cioè, è colpa di tutti, è colpa che non c'è una Costituency che difenda il motivo e la risorsa e quindi l'orgoglio di avere una lingua così bella, così parlata, l'orgoglio che gli stranieri lo dicano. Guardate quanto, ancora una volta, guardo l'ultimo superstite del Parlamento qui, quando abbiamo fatto un discorso di più là, che prima erano 11 e poi sono diventati 10 in chiusura, poi 8, alla fine abbiamo chiusi 6, abbiamo cercato di ridurre al massimo. Quanti proteste ci sono stati in Italia? Diciamoci la verità. Quasi niente. Io mi aspettavo le proteste. C'è stata una petizione di intellettuali, peraltro passata semi-osservata, con un paio di articoli sul giornale. Ci manca la Costituency. Ci manca il fatto che gli italiani devono bisogna ricordare, perché non è che sono cattivi, è che nessuno me lo spiega da troppo tempo. Questo è l'obiettivo degli Stati Generali, più che di fare una riunione tra esperti già convertiti che stanno. La riunione degli Stati Generali deve essere tutta l'immagine, quasi a dire,
ma nel senso positivo, per cambiare la narrazione sul sistema di produzione della lingua e della cultura italiana all'estero. Questo è il punto fondamentale politico attraverso il quale, passando il quale, noi potremo fare quello che dite. Questo io ve lo voglio dire con molto chiaramente. Poi possiamo parlare del discorso in sé. Possiamo parlare del discorso in sé, cioè forse abbiamo bisogno di nuovi strumenti di presenza culturale. Dobbiamo coinvolgere di più il settore privato, perché non potremmo pensare che nel futuro il settore pubblico, che va in espungimento generale, possa continuare a sostenere tutto il sistema. C'è una multidimensionalità dell'Italia, anche in quanto si prende il termine cultura, no? Ne parlavamo con le imprese l'altro giorno. Quando tu dici cultura in Italia, dici tutto, va dalla cultura con la C maiuscola, quella dei musei, quella dei grandi monumenti, fino alla cultura della creatività delle imprese. Tutto sottiene come francese, tutto insieme. Questa multidimensionalità va ricreata, perché noi non sappiamo come è fatto il nostro paese, è fatto di tanti frammenti che possono diventare un bellissimo mosaico o frammentarsi e scherzarsi. In crisi, quando uno si chiudesse, si spezza. È chiaro? Allora, in questo senso, volevo spiegarvi molto bene perché io faccio gli stati generali. Faccio gli stati generali perché se ne parli, si impatti e bisogna trovare i testimoni giusti, che non sono io. E li faccio a Firenze, con l'accordo del nuovo sindaco, non solo perché Firenze c'è l'Accademia della Crusca e quindi uno, ma perché Firenze in questo momento è un po' una specie di capitale d'Italia e speriamo che questo aiuti. Non l'ho detto l'ha detto lui, io non l'ho detto, non ci avesse a fermare. Hai capito benissimo, capito? Cioè, peraltro, vado rapidamente, condivido, ho preso buona nota di quello che ha detto la dottoressa Bartolini sulla presenza delle regioni stati generali, ma adesso forse sono spiegato meglio, non è una questione, cioè, aggiungo, condivido totalmente molte cose che avete detto, in primis lo spreco di soldi che abbiamo buttato con le elezioni europee che hanno dato il 5%, assolutamente, su questo non c'è assolutamente dubbio e speriamo che sia l'ultima volta, così è un impegno del governo, che sia l'ultima volta che si spendono soldi per far votare le elezioni europee in quella maniera là, e mai è molto meglio metterli sul voto all'estero. Per quanto riguarda il voto all'estero, anche qui c'è una discussione di campo, adesso vediamo il Parlamento che cosa deciderà. Io mi sono assicurato che questo governo manterrà la circoscrizione estero, ma sulla base di questa affermazione, di questa realtà, discende tutto il resto. Penso che c'è spazio e ruolo, naturalmente per i comites non lo dico nemmeno, va bene, ma anche per il CGIE, naturalmente bisognerà riversare un po' il sistema, perché tante sono le voci, non c'è chi dice diciamo questo, diciamo quest'altro, diciamo quest'altro, tra l'Italia, sapete bene che come funzionano le cose, ognuno ha un'idea. Il Presidente del Consiglio e il Governo prenderanno la decisione alla fine, noi li metteremo in grado di prendere la decisione nella maniera migliore e poi il Parlamento deciderà, voterà. Su questo poi avete detto tante altre cose, non voglio tediarvi, i servizi a Montevideo, il discorso che faceva il delegato dell'Africa del Nord, Sant'Ellò, giusto? E tutto quello che avete detto già ho citato, sul Venezuela, non lo ripeto. Il discorso consolare non lo ripeto, l'ho detto abbastanza chiaramente, per me è essenziale. Io penso che il Paese ci deve puntare, quindi penso che bisogna chiedere anche nuove risorse, bisogna allearsi tra eletti, all'estero, alti eletti, bisogna creare prima Consiglio in Parlamento,
e il mare, perché ci siano più risorse, perché a parte le chiusure eccetera, come giustamente diceva Filomena giustamente, vabbè, chiamala come di mare, chiamala consolato, la gestione consolare, basta che tu mi rendi i servizi. E io credo che questo è quello che chiedono i cittadini, e questo è un punto politico che farò in modo che sia reso pubblico e che interroghi il governo nel suo complesso in una decisione che riguarda tutti i consolati, e quindi non solo, non è che noi vogliamo andare nelle nuove zone soltanto per fare affari dimenticando le responsabilità, che poi a parte che ci si ritorcerebbe contro, come ha detto l'altro vicino, cioè ci si ritorcerebbe contro, ma poi è lo stesso discorso vale per altri paesi, anche lo stesso Venezuela, come non è l'Inghilterra, cioè abbiamo un problema di produttività e ci abbiamo un problema di imprese. Ma il problema della produttività non che il problema delle imprese non sia importante, non vengono pagate, quindi rischiano di andarsene, rischiamo quindi alta disoccupazione venezuelana, italiana, ma il problema della produttività deve essere solamente prima, questo è chiaro, questo deve essere limpido nelle teste nostre.